della verità dopo settimane di scontri tra Lega e Fratelli d'Italia, invece la votazione del Consiglio regionale non ha cambiato i componenti dell'ufficio di presidenza. Marcon città aperta. Con queste premesse le opposizioni comunali stanno organizzando la grande mobilitazione per la festa della liberazione a sostegno dell'ANPI e in contrasto con la giunta Romanello. Continua il braccio di ferro a distanza tra l'assessore del comune di Venezia Renato Boraso e il blogger Federico Blumer. Pesanti le accuse di quest'ultimo lanciate ieri sera a Ring. La CISL ritiene il documento di economia e finanza del governo insufficiente a rispondere ai problemi del paese e da Mestre lancia la mobilitazione assieme agli altri sindacati. Sorpreso per la terza volta in 3 mesi a rubare nei negozi, Manetto è un 26enne della Guinea fermato in un supermercato a Mestre con 200 euro di alimentari nascosti nello zaino. Giro di vite dei controlli sul traffico acqueo a Venezia in occasione della Settimana Santa. Quasi 50 le pattuglie di vigili al lavoro in laguna e alla fine sono fioccate decine di contravvenzioni. In arrivo per i croceristi a Venezia, lezioni di Galateo a bordo delle grandi navi, ovvero come rispettare la città e la sua storia passata e presente. È il progetto promosso dall'autorità portuale. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque parliamo di quello che doveva essere per tutti il momento della verità dopo settimane di scontri tra Lega e Fratelli d'Italia e invece la votazione del Consiglio regionale non ha alla fine cambiato i componenti dell'ufficio di presidenza, confermando solo leghisti tra i membri per la maggioranza, ma i meloniani assicurano non lo chiedevamo. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Preceduto da vibranti polemiche come raramente si è assistito in regione negli ultimi anni, la presunta resa dei conti tra Lega e Fratelli d'Italia pare se non altro rimandata alla prossima occasione. Il voto del Consiglio ha confermato la composizione dell'ufficio di presidenza: Roberto Ciambetti coi vicepresidenti Finco e Zotti, 6 segretari Sponda e Baldin, 3 leghisti per la maggioranza e un PD e un 5 Stelle per le opposizioni. Tutto come prima. La richiesta di maggiore spazio da parte di Fratelli d'Italia per ora non ha seguito, neanche nelle dichiarazioni di intenti. Non c'è stata nessuna richiesta particolare. Noi abbiamo semplicemente detto al Presidente Zaia di essere a disposizione per quelle che possono essere qualunque tipo di esigenze e qualunque cambio di passo magari potesse essere necessario nell'azione di governo. Ma quanta brace arde ancora sotto la polvere che oggi è stata copiosamente sparsa per coprire le tensioni che agitano i rapporti di forza interni alla maggioranza? Uscite come quella dell'assessore Roberto Marcato, come vengono interpretate? Cioè sono un segno di forza della Lega oppure un segno di debolezza di un partito che sente che gli state erodendo consensi? Non entro nel merito delle problematiche che possono avere in questo momento all'interno della Lega o nei confronti di Fratelli d'Italia. Credo che insomma quello che c'è stato oggi è la dimostrazione che i buoni rapporti ci sono e quindi l'alleanza prosegue tranquillamente, anche perché poi quello che si è dimostrato è che noi non abbiamo chiesto nulla. Il Veneto è robusta trazione leghista di una volta, pare messo in discussione dall'avanzata elettorale di un alleato che diventa sempre più forte, ma come ha detto il presidente Zaia non è che a ogni elezione si possa cambiare l'assetto amministrativo. Dobbiamo concentrarci unicamente su quelli che sono i bisogni dei veneti e del Veneto. Per fare questo abbiamo bisogno di un'alleanza forte con i nostri compagni di viaggio di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, cosa che sicuramente verrà garantita e che sarà costante come è stata in questi 2 anni e mezzo. Oggi ne è stata la dimostrazione e sicuramente vedremo che anche in futuro questa maggioranza si muoverà per dare delle risposte concrete e rapide ai veneti. E continua invece la polemica a Marcon per il mancato patrocinio comunale al film Roma città aperta, al punto che i consiglieri di minoranza dopo il question time di oggi stanno organizzando la grande mobilitazione del prossimo 25 aprile intitolata Marcon città aperta. Noi abbiamo chiesto per quale motivo, perché la delibera da parte della Giunta Comunale nel rifiutare il patrocinio all'ANPI è stata che il film non rientrava nel progetto culturale o non era coerente al progetto culturale della comunità. Non abbiamo ricevuto risposta soprattutto a che cosa significhi che Roma città aperta non rientra nel programma culturale di mandato di questa amministrazione.
Il film Roma città aperta non rientra tra le proposte culturali di Marcon. Questa è la risposta data dall'amministrazione comunale al question time odierno, con cui i consiglieri di minoranza chiedevano perché il comune il mese scorso non abbia voluto patrocinare la proiezione della famosissima pellicola di Rossellini in occasione delle celebrazioni del 25 aprile volute dall'ANPI. Di rimando, i consiglieri di opposizione non si sono arresi, chiedendo nuove e dettagliate spiegazioni, anche stavolta purtroppo disattese. Allora abbiamo chiesto quale fosse il progetto culturale della collettività, visto che noi non ne siamo a conoscenza, ma non ce l'hanno spiegato. Nel contraddittorio delle diverse direzioni di pensiero abbiamo chiesto anche l'intervento del primo cittadino Romanello, che però ci ha negato per questioni di lavoro. Ora le opposizioni, come controrisposta, stanno organizzando una grande chiamata cittadina proprio in occasione della giornata della liberazione. Chiediamo per il 25 aprile una grande mobilitazione da parte non solo della comunità marconese, ma di tutte le forze politiche della nostra città. Da una provocazione all'altra, col braccio di ferro a distanza tra l'assessore del comune di Venezia Renato Boraso e il blogger culturale Federico Blumer, ospite ieri sera del nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Ring. Questo è un personaggio che al di là dell'indagine aveva preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe a essere preso a calci in culo. Che pensi? Sorrido, cosa devo fare? Sorrido perché, a parte che la provocazione che questa persona ha lanciato è basata sulla stessa meccanica della mia. Pesanti e decisamente nemmeno troppo velate le accuse del blogger. Pensare che il futuro sia sempre costruire, no? Sai che in città sono pochi che si spartiscono poi questi finanziamenti, sai che spesso il sindaco è uno dei primi. Sono sensazioni che hai a livello di strada, quindi non posso fare operazioni alla report io. Però sulla strada senti una realtà della città, soprattutto su una città piccola come Venezia, dove tutto è sotto gli occhi di tutto e dove tutti sanno tutto. La CISL ora ritiene il documento di economia e finanza del governo insufficiente a rispondere ai problemi del Paese ed è pronta la mobilitazione assieme ad altri sindacati. Oggi c'era l'assemblea regionale a Mestre. Noi abbiamo deciso unitariamente di avviare una stagione di mobilitazione. Il documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri non è sufficiente a garantire una svolta sui principali problemi del Paese, dal lavoro alla sanità, dalla coesione allo sviluppo. A Mestre, nell'assemblea regionale della CISL, che ha visto riuniti 130 operatori e delegati arrivati da tutto il Veneto, il segretario generale nazionale Luigi Sbarra lancia una mobilitazione definita intransigente, costruttiva e responsabile per avanzare al governo proposte concrete su fisco e lavoro, stipendi e pensioni, sanità. Dobbiamo rinnovare i contratti pubblici. Noi siamo un paese che ha le più basse retribuzioni sulla scuola, sulla sanità in Europa. Mancano 70.000 infermieri, quasi 30.000 medici. In questi anni sono stati cancellati quasi 100.000 posti letto. Noi dobbiamo investire sulla sanità. Il sistema economico veneto sta reggendo, eppure da un lato si registra un forte fabbisogno di personale trasversale a tanti settori, dall'altro una vasta parte della popolazione in età lavorativa che rimane senza occupazione. Il segretario generale del Veneto Gianfranco Refosco chiede politiche mirate di accompagnamento verso un posto di lavoro buono, di qualità e dignitoso. Il tema però non è solo quello del salario minimo, ma è quello del salario medio. Cioè qui abbiamo un tema salariale trasversale che non può concentrarsi solo sul minimo orario, ma deve impegnarsi anche favorendo l'azione contrattuale, soprattutto anche a livello aziendale e territoriale, per aumentare complessivamente la massa salariale, perché l'inflazione ha colpito tutti, soprattutto chi lavora con un lavoro fisso, con un reddito fisso.
Torniamo ora alla cronaca di queste ore. Sorpreso per la terza volta in 3 mesi a rubare in un negozio, in manette è finito un 26enne della Guinea fermato in un supermercato a Mestre. Aveva nello zaino alimentari per 200 euro. È al terzo arresto in 3 mesi il 26enne originario della Guinea, fermato dai carabinieri di Mestre dopo che tentava di allontanarsi da un supermercato della catena Ins con 200 euro di alimentari nascosti nello zaino. Il giovane era stato notato dal servizio di sicurezza e tentando di fuggire si sarebbe divincolato spintonando il personale prima di essere definitivamente bloccato dai militari dell'arma. Il fatto risale al 5 aprile. Ieri l'udienza per direttissima ha applicato nei suoi confronti l'obbligo di dimora a Padova. Solo pochi giorni prima era stato arrestato con l'accusa di tentata rapina al Panorama di Marghera. Anche in questa occasione, dopo aver fatto incetta di alimentari nello zaino, avrebbe oltrepassato le casse senza pagare, colpendo gli addetti alla vigilanza e venendo fermato definitivamente dai militari. A gennaio, invece, sempre i carabinieri l'avevano arrestato per furto di capi d'abbigliamento dal negozio Zara della Nave de Vero. Un 42enne nigeriano residente a Mestre, già noto alle forze dell'ordine, è stato invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a San Donà di Piave. All'arrivo in stazione è stato fermato dai carabinieri con 36 dosi di eroina e 2 di cocaina nascoste nella biancheria intima. La perquisizione domiciliare, condotta a Mestre dai carabinieri dall'unità cinofila della Guardia di Finanza di Tessera, ha portato al rinvenimento di ulteriori 3 grammi di hashish e altrettanti di marijuana, oltre a un bilancino elettronico di precisione e a ben 4.350 euro in banconote di vario taglio occultate sotto il materasso. Giro di vite rispetto ai controlli sul traffico acqueo a Venezia in occasione della Settimana Santa. Quasi 50 le pattuglie di vigili al lavoro in laguna e alla fine sono fioccate decine di contravvenzioni. Più controlli sui canali di Venezia durante la Settimana Santa. Armate di telelaser, 48 pattuglie di polizia locale schierate su 4 turni di servizio hanno presidiato il bacino di San Marco, Rio Novo e i punti nevralgici del Canal Grande, come Rialto, Ca' Foscari e il tratto davanti alla ferrovia. E non sono mancate le multe. Il bilancio è di 65 violazioni, di cui 8 per superamento dei limiti di velocità, 23 per il mancato rispetto delle normative ZTL, 3 per la non corretta copertura assicurativa e le restanti 22 a carico di esercenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, come taxi, NCC e trasporto merci. I controlli, con pattuglie anche in Borghese su transiti contromano in Rio di Santi Apostoli, hanno portato poi al rilevamento di 9 contravvenzioni. Sabato sera poi una pattuglia impegnata nel controllo dei natanti in approdo nelle zone della Movida è dovuta intervenire in Ruga degli Oresi, nell'area di Rialto, per sedare una lite tra diverse persone. Ora un rapido break, ritorniamo tra poco. Di nuovo in studio, buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora della visita dell'assessore comunale Venturini agli anziani malati di Alzheimer, ospiti della biblioteca di Murano per la seconda giornata del Memory Café. Tanti dolci mangiamo e ginnastica facciamo. Siamo bravi, siamo belli, ci trattiamo come fratelli. Perché ci piace la compagnia e accogliamo tutti in allegria. Da 1 gli appuntamenti per gli anziani con Alzheimer nella biblioteca di Murano, chiamati Memory Café nell'ambito del progetto Sollievo, sono diventati 2 a settimana. Al mattino del martedì e il venerdì dalle 9 a mezzogiorno un'attività di stimolazione cognitiva per le persone che lo desiderano e per i familiari un automutuo aiuto che è un incontro tra familiari per affrontare i problemi legati alla gestione e alla cura delle persone con decadimento cognitivo. Oggi l'inaugurazione dell'avvio della seconda giornata che ha visto la visita agli anziani, gli operatori e i volontari dell'assessore alla coesione sociale. Qui uno spazio sicuro, tranquillo, con professionisti, psicologi e volontari
per accompagnare e tenere anche compagnia ai nostri nonni che iniziano ad avere qualche appunto decadimento cognitivo. Un supporto indispensabile dell'Associazione Alzheimer Venezia in collaborazione col Comune e con la rete biblioteche. L'Associazione Alzheimer Venezia realizza e svolge le attività del progetto Sollievo in tutto il territorio comunale grazie ai suoi 6 centri, a Marghera, Giudecca, Burano, Murano e 2 a Venezia città, e al lavoro degli operatori altamente specializzati che seguono circa un centinaio di persone. Ora invece sulle navi da crociera per il progetto promosso dall'autorità portuale a favore dei passeggeri. Intensificare il turismo con gli arrivi del settore della crocieristica su Venezia, promuovendo a bordo delle stesse grandi navi una cultura del rispetto della città, della sua laguna e della sua storia, passata e soprattutto presente. Stiamo sviluppando un progetto che si chiama Bring a Destination on Board, creando un legame tra le compagnie e le maggiori istituzioni culturali del territorio, quindi le università, le istituzioni di teatri, i conservatori e quant'altro, perché vogliamo che i turisti abbiano l'opportunità, magari nell'ultimo tratto di crociera, prima di arrivare a Venezia, di essere testimoni di un racconto che gli viene fatto da persone qualificate veneziane che vanno a bordo e gli raccontano che cos'è l'ambiente lagunare, che cos'è la laguna, che cos'è il Mose, che così sono anche le caratteristiche di carattere ambientale, paesaggistico e culturale della città. Iniziativa prodroma di una implementazione del turismo responsabile su crociera a Venezia. Io ricorderei un elemento: quando anche le crociere erano a ritmi di primo numero in Italia, comunque i turisti rappresentavano solo il 2,5% di tutti i turisti che arrivano a Venezia. Ora, con le limitazioni che sono state introdotte, quindi è ancora di meno. Venezia da tutelare e preservare dal turismo maleducato e rispettoso della sua fragile unicità. È una città in cui bisogna arrivare in punta di piedi e noi siamo ben consapevoli che il crocierista è tra quelli, ma non solo, che deve essere maggiormente accompagnato in questo percorso. Questa edizione termina qui, a me non rimane che ringraziarvi per averci seguito, salutarvi e naturalmente lasciarvi alle previsioni del tempo come ogni sera. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Tornano piogge preziose per il nostro territorio. Una perturbazione atlantica in transito causerà maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 13 aprile. Sul Veneto condizioni spiccatamente instabili, con cielo molto nuvoloso e coperto. Avremo precipitazioni diffuse un po' ovunque per tutta la giornata e con frequenti rovesci e temporali anche di moderata intensità. Temperature in lieve calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 10 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto e precipitazioni intense, anche temporalesche, più consistenti sulle prealpi Giulie, con intense nevicate in quota. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso piogge diffuse ovunque, limite della neve in discesa fino a 1000-1200 metri. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiamalo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.